Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Lo sport adesso nasce, un nuovo Catanzaro, passi in avanti anche per il Rende, come ci racconta Gianluca Pasqua. Nasce un nuovo Catanzaro, dalla salvezza conquistata nella finale play-out con la Vibonese ai timori sorti con l'inchiesta Moneygate che ha visto coinvolto il presidente Giuseppe Cosentino e sua figlia Ambra. Il Catanzaro riparte da una nuova cordata di imprenditori, capitanata da Floriano Noto, un passaggio di consegne che è iniziato ieri con l'accordo economico trovato con la famiglia dell'ex patron, rappresentata da Jessica Cosentino, e seguito in prima persona dal sindaco Sergio Abramo, che in questi giorni si è speso per trovare una soluzione. Oggi le parti si sono trovate di nuovo di fronte per stabilire anche la parte legale dell'accordo. Intanto un emissario della società a Firenze ha atteso l'ok per depositare i documenti previsti per l'iscrizione al prossimo campionato di Serie C. Una volta completati questi adempimenti, il nuovo Catanzaro dovrà occuparsi delle situazioni prettamente tecniche, ossia la scelta del luogo del ritiro e la compravendita dei calciatori che faranno parte dell'organico della prossima stagione. Passi in avanti anche del Rende negli atti propedeutici al ripescaggio in Lega Pro. La società biancorossa ha modificato la ragione sociale da ASD SS Rende a Rende Calcio 1968 SRL, un passaggio obbligato che si aggiunge ai lavori di ammodernamento dello stadio Marco Lorenson in esecuzione per adeguare l'impianto ai criteri previsti dai regolamenti in vigore nella categoria superiore.